Cari amici e amiche di Un Sorriso in Più Family, buongiorno. Sono Simone e vi do il benvenuto alla rubrica settimanale sportiva con gli eventi del weekend appena trascorso. Questa settimana non ci sono state partite per quanto riguarda le competizioni europee, ma si sono giocate ben 2 giornate di Serie A, dato che una è stata la classica partita del weekend, mentre c'è stato anche il turno infrasettimanale. La classifica non è cambiata molto, anzi l'Inter ha continuato a dimostrare di meritarsi il primo posto. È riuscita a imporsi per 2-1 contro il Parma grazie ad una doppietta di Sanchez, mentre stasera si ritroverà ad affrontare nel posticipo un avversario molto complicato come l'Atalanta e si riuscirà a capire molto sul futuro del campionato dopo il risultato di questa partita. Per quanto riguarda invece le inseguitrici, Milan ha pareggiato con un punteggio di 1-1 contro l'Udinese nel turno infrasettimanale, partita molto complessa per il Milan, che non è riuscito a tirare quasi mai in porta ed è stato salvato nel finale grazie a un rigore concesso dall'arbitro, riuscendo a pareggiare in extremis la partita. Mentre questo weekend è riuscita a vincere agevolmente contro il Verona per 2-0, grazie ai gol di Dalot e Krunic, che non sono soliti giocare titolari. Per quanto riguarda invece la Juventus, anche lei in queste 2 partite è riuscita a portare a casa 2 importanti vittorie, una per 3-0 contro lo Spezia, partita tranquillamente gestita e dominata dai ragazzi dell'allenatore Andrea Pirlo, e grazie a un solito Ronaldo e a un super Morata, che è riuscito a fare ben 3 gol in queste 2 partite. Inoltre l'altra partita è riuscita a vincerla contro la Lazio, nonostante un inizio di partita molto complicato. La Juventus ha dimostrato la sua superiorità, riuscendo a crescere nel corso della partita e a segnare ben 3 gol alla Lazio, vincendo per 3-1. Altre squadre come Roma e Napoli, contendenti alla Champions, hanno in queste 2 partite ottenuto 2 buoni risultati. La Roma ha vinto per 2-1 contro la Fiorentina ed anche 1-0 contro il Genova, mentre il Napoli è stata fermata solamente da un pareggio per 3-3 contro il Sassuolo, ma è poi riuscita a vincere per 3-1 contro il Bologna. La classifica quindi si ritrova molto compatta per quanto riguarda la zona Champions, ovvero Milan, Juve, Napoli, Roma e Atalanta si ritrovano tutte a lottare per riuscire a entrare nei primi 4 posti, con l'Inter leggermente in vantaggio invece per la corsa a scudetto, perché si ritrova al momento a 3 punti di vantaggio sul Milan e a 7 punti di vantaggio sulla Juventus, nonostante sia Inter che Juventus abbiano ancora una partita in più da giocare. Quindi ci aspetteremo un finale di campionato molto, molto intenso. Tutte le squadre vorranno sicuramente riuscire a entrare in Champions League, ed inoltre anche per quanto riguarda il fondo classifica troviamo 4 squadre che lottano per non retrocedere, però probabilmente solo una di queste riuscirà a salvarsi, e le squadre che lottano per salvarsi sono Cagliari, Torino, Parma e Crotone. Queste sono le prime 10 squadre, ovvero la parte alta della classifica. Mentre questa invece è la parte bassa della classifica.
Parlando invece degli altri campionati europei, in Inghilterra troviamo il Manchester City in testa alla classifica, inseguito dall'altra squadra di Manchester, ovvero il Manchester United, mentre in Spagna quest'anno sta avendo la meglio l'Atlético Madrid con Barcellona e Real Madrid che stranamente gli sono alle spalle e stanno cercando di recuperare la prima posizione. Mentre in Germania, in Bundesliga, il Bayern Monaco sta dominando come anche lo scorso anno il campionato e si ritrova in vetta alla classifica. Per quanto riguarda invece il campionato francese, quest'anno il Paris Saint-Germain sta avendo più difficoltà del solito e si ritrova a combattere con Lille e Lione per la vetta della classifica. Una bella notizia per i comaschi, il Como anche questa settimana è riuscito a vincere e si ritrova ancora in testa alla classifica, inseguito dalla Pro Vercelli. Si prospetta un gran duello per il finale di stagione e speriamo che i comaschi riescano ad avere la meglio. Per quanto riguarda invece le notizie del prossimo weekend ci sarà una partita fondamentale, come vi avevo già preannunciato, per la Juventus, che giocherà il ritorno di ottavi di finale di Coppa dei Campioni contro il Porto, e poi ci saranno le classiche partite del weekend di Serie A. Con questo è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento della rubrica settimanale sportiva.